Ben ritrovati con Punto Dem, ovviamente lo ricordiamo è lo spazio gestito dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico della regione Friuli Venezia Giulia. Ospite di oggi è il consigliere regionale ovviamente del PD Renzo Oliva, benvenuto, e con lui proprio parliamo di economia, soprattutto anche di imprese. Imprese artigiane e piccole e medie imprese ovviamente costituiscono l'ossatura economica del Friuli Venezia Giulia, così come quella dell'intero paese. Una prima considerazione l'IVA va fatta sui numeri. Quanti sono le imprese nella nostra regione e soprattutto com'è l'andamento rispetto al passato? Se noi consideriamo il mondo, l'universo delle imprese artigianali, nel 2015 potevamo essere intorno ai 29.000 imprese che complessivamente davano occupazione, presentavano 66-67.000 addetti, quindi una dimensione soltanto per quello che può essere considerato impresa artigiana di grandissimo rilievo. Certo, sconta quello che è stata la crisi di questi anni. Se noi paragoniamo il dato del 2015 con il dato di 10 anni prima, vediamo che la mortalità è notevole, parlavamo allora di quasi 32.000 imprese artigiane. E quindi la crisi ha battuto forte, ma la dimensione tuttora esistente di questo segmento dell'economia regionale è fortissimo e giustifica il massimo di attenzione. Senta Liva, accanto agli interventi per le imprese del comparto industriale, quali azioni ha messo in campo la Regione per le imprese artigiane e soprattutto per le piccole e medie imprese? Ma la stragrande parte delle misure fatte dalla Regione, sia con rilancio imprese, sia con norme specifiche inserite in altri contesti normativi, è proprio la piccola impresa, la piccola e media impresa e anche la microimpresa, che costituiscono nel bene o nel male una caratteristica del nostro tessuto economico. In particolare per quel che riguarda, diciamo, il settore artigiano della piccola e piccolissima impresa, noi cerchiamo di seguire queste aziende sin dal suo nascere. Il problema è dare strumenti per lo start-up, quindi far partire, far decollare con una svariata tipologia di strumenti che vanno sia dalla norma che dà il finanziamento, ma anche per creare intorno all'azienda il tessuto migliore, inserirla nel polo tecnologico, prevedere ambiti sul quale l'azienda può nascere, può sperimentare e poi accompagnarla nella sua crescita, anche nella sua internazionalizzazione, anche nella sua capitalizzazione e anche poi nel fare il salto in avanti, per esempio diventare un pochino più grande. Da questo punto di vista, attenzione, gli strumenti regionali tipo Friulia non sono strumenti regionali soltanto per le grandi imprese, sono strumenti importanti anche per la piccola e piccolissima impresa, che se è sana, che se è inserita in un budget, in un settore che dà prospettive, Friulia può intervenire nel capitale, come socia di capitale, può intervenire come finanziatore e può intervenire soprattutto apportando in quell'azienda, in quel consiglio di amministrazione, la conoscenza, il know-how, i rapporti che nascono da un'esperienza ormai pluriennale. Sì, con l'IVA, noi notizie gli altri giorni che proprio Friulia ha stretto una partnership con l'Unione degli Industriali. Con gli Unioni Industriali, quindi Pordenone, che è un fatto importante perché si accelera ulteriormente, si facilitano ulteriormente le procedure, per cui è più facile l'ingresso e quindi l'impresa piccola, piccolissima, artigianale che cresce trova poi anche lo strumento, come dire, per irrobustire se stessa e proseguire nell'iter della sua vita, perché il problema è dare prospettiva economica e dare occupazione a questa regione che ne ha bisogno sono le sfide del futuro, certo. Ecco, quale importanza riveste il comparto dell'artigianato nell'economia complessiva del Friuli Venezia Giulia e soprattutto l'impatto delle imprese artigiane sul mondo economico e lavorativo? Dicevo prima, i 67.000 addetti di questo settore già di per sé danno la dimensione dell'importanza. Il numero delle aziende artigiane, circa 29.000 imprese, danno la dimensione.
Ma al di là della dimensione del numero dei dipendenti e delle imprese, è importante capire che oggi va incentivata, va stimolata, va aiutata, va creato intorno ad essa un ambiente favorevole, l'autoimprenditorialità. Se noi pensiamo che i nostri giovani diventino da grandi impiegati in banca, come è toccato a me, o in altri mestieri di questo genere, solo pochi riusciranno, molto professionalizzati, ormai che piaccia o che non piaccia. Anche l'imprenditorialità su se stessi, anche pensare a se stessi come imprenditori e quindi avere uno Stato, una regione, delle istituzioni che ti aiutano, che ti semplificano la vita, è fondamentale. Se pensiamo al futuro dei nostri ragazzi, l'artigianato è una strada, la professionalizzazione è una strada, il rapporto scuola-lavoro è sempre più importante e dobbiamo avere il coraggio di dire e l'orgoglio di dire ai giovani: vi aiutiamo, ma credete in voi stessi e credete anche voi in questa strada. Quindi l'artigiano ha un'importanza economica, ma ha un'importanza anche etica, morale, di prospettiva per questa regione. Si parlava proprio prima di sostenere le imprese dalla nascita e poi allo sviluppo. Ecco, quali strumenti può adottare la regione per aiutare queste imprese a investire ed innovare, ma anche affrontare i mercati esteri e aggiungo io l'IVA, evitare questa benedetta delocalizzazione che sta portando via risorse umane e imprenditoriali all'Italia, ma soprattutto al Friuli Venezia Giulia? Beh, noi siamo soprattutto in Italia e anche in Friuli un paese, una regione che esporta. Si vedono, si sentono in qualche caso di qualcuno che è particolarmente arrabbiato, magari avrà le sue ragioni, dice vado in Austria e vado in Slovenia, eccetera. Io gli direi di fare bene i suoi conti, perché quelli che ritornano scornati sono molti, perché non è facile cambiare il proprio ambiente, non tutto l'oro luccica e potrei continuare. Invece l'internazionalizzazione, cioè la capacità delle nostre imprese di andare fuori, di conquistare i mercati e anche di trasferirsi, se questo serve per conquistare i mercati e lasciare qui nel nostro paese, nella nostra regione, il cuore dell'azienda e la ricchezza che arriva, sono eventi normali ormai nel rapporto. Noi siamo forti se esportiamo e se conquistiamo i paesi. Abbiamo molti strumenti, a Pordenone ne abbiamo uno importante, Finest, che va sviluppato e che aggredisce tutti i paesi del Mediterraneo, e poi, se mi consente, abbiamo bisogno anche di istituzioni che pagano le loro fatture in tempo, che danno lavoro alle proprie imprese, e abbiamo cercato anche di fare questo. Il fatto che, per esempio, nella sanità il tempo medio di pagamento delle nostre fatture è fra i più veloci d'Italia, credo che sia una cosa che ci deve far piacere e che aiuta indirettamente anche le imprese. Io ringrazio il consigliere regionale del Partito Democratico Renzo Oliva. Si chiude qua un'altra puntata di Punto Dem. La nostra programmazione continua. Un sereno arrivederci.